Stasera che ci leggi? Ma, visto la serata dedicata a Dante, si finisce con Leopardi. Ora non vi preoccupate, perché a Leopardi gli ho preso in prestito solo un titolo, la sera del dì di festa. Ovvia ci siamo, strada Chiantigiana, la sera d'un qualsiasi dì di festa. Mi imbatto nell'omino con la fiesta che smuove per un giorno a settimana in questa citarella suburbana. Lo vedo, concentrato, che s'appresta a aggiustarsi il cappello sulla testa. Fa 20, 30 quando proprio un grana la terza. È raro, perché il motore, auto immatricolata nel 2000, va rodato con calma e con rigore. Pare d'essere un trasporto o un carosello. L'importa sta se dietro c'ha la fila. Le corse o te si fanno a Maranello. Si regge abbarbicata a quel volante come se gli scappasse via di mano. La Chiantigiana poi è tutta un tornante, sicché non ci vuole furia e si fa piano. E io dietro, che intanto mi scalmano e gliene dico non fa nemmeno guanti. Ma perché o stai a casa sul divano, il Chianti te lo guardi sull'Atlante? E so sicura che 20 anni fa ragionava così anche quell'ometto che ora mi è davanti non sa guidare. Ecco fatto. Sicché fra qualche annetto, se tanto mi dà tanto, oddio, oddio, in quelle condizioni ci sono anch'io. Beh, io direi che un sonetto non ci basta però di Silvia. Io ne vorrei ascoltare un altro perlomeno, d'accordo? Vai, vi cerco tanto. Allora, mentre lo cerca, ce n'ho uno anch'io. Quando sono nato non ci avanzavo niente, eppure mi ha trattato in guanti gialli. Una famiglia, un paese e un ambiente che in tanti pagherebbero a trovarli. E poi, come se non fosse sufficiente, le mura, il castellare, e a circondarli le porte, il torrione, e là, a ponente, la Piave Vecchia, e Siena oltre le valli. M'ha dato tanto, e se ha tenuto il conto, un giorno o l'altro me lo manderà. Però, detto fra noi, non sarei pronto a lasciare piazza, le terme e andare di là. La pena, signorino, è troppo grossa. Non si potrebbe rimandare la mossa?